Stop alla didattica in presenza, Cosenza e Rende, l'impennata dei contagi preoccupa, Acri e Mirto Crosia saranno zone rosse. Giornata difficile all'Annunziata, l'ospedale ha dovuto chiudere le accettazioni, i malati trasferiti in altri nosocomi della regione, anche a Reggio e Crotone si soffre. Intanto oggi una nuova morte in ambulanza, un uomo di 76 anni è deceduto mentre aspettava il ricovero in ospedale a Cosenza. Vogliamo capire la reale situazione dei numeri, dice il presidente della provincia di Cosenza Iacucci, vertice nel pomeriggio, alla presenza dei sindaci e dei dirigenti dell'ASP e dell'azienda ospedaliera. Spunta l'elenco delle 25 categorie che già hanno ricevuto il vaccino, tra queste alcune senza avere alcun requisito che giustifichi la priorità. È qui che si annidano i furbetti. Il campionato di Serie B entra nella fase finale, il Cosenza rimedia una brutta sconfitta senza attenuanti a Venezia, la Regina batte il Lanerossi Vicenza e si candida per i play-off. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, c'è una dichiarazione del commissario Guido Longo che dice non dipende da me mantenere la zona rossa, l'indice RT si è attestato sotto 1, sabato sera era 0,80 per cui era previsto il passaggio nella zona arancione. Longo ha poi parlato della situazione negli ospedali del Cosentino, ormai come sappiamo saturi a causa del Covid, affermando che sono stati recuperati 50 posti fra Rossano e Acri, quindi dice riusciamo a far fronte con la speranza che la variante ci risparmi. I sindaci però corrono ai ripari, ieri sera sul tardi già il sindaco di Cosenza ha disposto la chiusura delle scuole, oggi anche il sindaco di Rende ha firmato una ordinanza. L'impennata di contagi nella provincia di Cosenza preoccupa anche il mondo politico e poi nel frattempo ci sono nuove zone rosse, Acri e Mirto Crosia appunto saranno comuni in cui saranno attuate maggiori ristrettezze. Roberto Chiuto e Carlo Guccione scrivono al ministro Speranza per intervenire al più presto. Il punto nel servizio di Anna Franchino. Si parte dalle scuole per contenere i contagi in città e allora nella tarda serata di ieri il primo ad emettere l'ordinanza di chiusura delle scuole a Cosenza è il sindaco Mario Chiuto. Attraverso un post su Facebook annuncia l'ordinanza per almeno una settimana di didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado, a poche ore dal rientro sui banchi delle classi superiori e medie. A seguire anche il sindaco di Rende ha disposto da domani e fino a sabato la didattica a distanza e il divieto di assembramento in alcune zone del territorio comunale, ma la situazione è davvero al limite, lo dimostrano gli ospedali in affanno e le tante vittime nelle ultime ore, oltre all'impennata di contagi. In alcuni comuni si è deciso proprio per questo di istituire la zona rossa, come Acri e Mirto Crosia nel Cosentino, dove sono stati i sindaci a disporre le misure restrittive. Invece chiedono l'intervento del ministro Speranza. Anche il consigliere regionale Carlo Guccione e il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Roberto Chiuto. Il ministro Speranza, scrive Guccione, valuti rapidamente la situazione e si intervenga subito per evitare che l'epidemia ci sfugga di mano. Annuncia invece un'interrogazione al ministro della Salute Occhiuto affinché venga risolta questa assurda situazione. I cittadini della provincia di Cosenza e i calabresi non possono continuare a pagare per un sistema sanitario regionale inadeguato e mal gestito, scrive. Il governo ha il dovere di intervenire. Tanto lo dicevamo anche in apertura, la situazione è difficile all'Annunziata di Cosenza. Nel pomeriggio si è registrato purtroppo un nuovo decesso, un 76enne di Rende non ce l'ha fatta, era a bordo dell'ambulanza, un malato di Covid in attesa di essere ricoverato. Purtroppo è arrivata questa notizia che è morto e la dice lunga sulla situazione
situazione e anche sul clima che regna non solo sul piazzale del pronto soccorso ma all'interno dell'ospedale. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza interviene sulla situazione che si registra nel nosocomio Bruzio. In questi mesi, dice, si è puntato sulla riconversione dell'esistente e non sulla creazione di nuovi posti letto. Vediamo. Da oggi la Calabria è in zona arancione, ma i numeri, soprattutto nel Cosentino, sono davvero allarmanti. Aumentano i contagi e gli ospedali sono in affanno. L'unica cosa che si può dire che va è il grande lavoro che si fa a mani nude in ospedale e negli ospedali della provincia. Per il resto l'organizzazione è assolutamente deficitaria. Per il presidente Corcioni in questi mesi, invece di creare nuovi posti letto, si è puntato sulla riconversione dell'esistente. Questo ha comportato un quasi totale blocco delle attività non Covid e viceversa un assoluto affanno nel reggere ad una pressione notevole. C'è poi il problema del tracciamento dei positivi. Non nel senso che ogni positivo non è stato rintracciato per vedere quali contatti aveva avuto, ma probabilmente ci saranno positivi che noi non conosciamo essere positivi. Questo per vari meccanismi, perché non tanto per i ritardi diagnostici, ma proprio perché la possibilità di fare dei tamponi, tra virgolette, autotamponi, di autotamponarsi, di fatto può aver fatto perdere anche la tracciabilità e il testaggio di questo, cosa molto grave. In tutto questo l'ospedale di Cosenza è in grande difficoltà, gli operatori sono stremati, le ambulanze sono in fila. Io mi sto spendendo anche a titolo personale per cercare di far rientrare qualche giovane pensionato. Ecco, ma siamo a questo, cioè una situazione di estrema difficoltà, non si può certamente pensare che il futuro si può reggere in questa maniera, si tratta di mettere dei cerotti a una situazione molto grave. Non ci sono medici, ma lo abbiamo detto da tanto tempo, noi abbiamo medici che ogni giorno o ogni mese, come più piace, vanno normalmente in pensione e non vengono sostituiti. È evidente che medici, infermieri, personale importante dal punto di vista assistenziale, bisogna ridurre la pressione sull'ospedale di Cosenza, rafforzando gli ospedali periferici e ovviamente ripigliando le fila di un territorio nel tracciamento, perché il tracciamento l'arma vincente in un'epidemia, non è certamente né la terapia né tantomeno l'ospedalizzazione. Maggioranza e opposizione a Cosenza uniti nel medesimo obiettivo, tenere alta l'attenzione sui contagi, riaprire i ricoveri nell'ospedale da campo e soprattutto accelerare sulle vaccinazioni. Vediamo. È arrivato il momento di prendere decisioni forti, anche impopolari. Mai come adesso la Calabria, in particolare la provincia di Cosenza, rischia di essere travolta dalla terza ondata. L'amministrazione comunale di Cosenza ha deciso di chiudere le scuole, ma servono anche comportamenti prudenti. Molti reclamano i non controlli. Io dico, la nostra coscienza invece dove è andata a finire? Un autocontrollo. Siamo noi che stiamo in giro, quindi i controlli ci devono essere, però devono partire da noi, ci dobbiamo autotutelare, perché i dati di ieri sono veramente preoccupanti. 600 casi, oltre 50 morti in 9 giorni, quindi veramente noi siamo qui stamattina per fare un grosso reclamo perché dobbiamo accelerare i vaccini. Nel frattempo questa è la situazione all'Annunziata, ambulanze in fila e posti letto agli sgoccioli. Il Consiglio Comunale propone di riconvertire l'ospedale da campo, frettolosamente trasformato in centro vaccinale. Ci interessa avere un campo dove si possono curare i malati Covid. Avete visto nella città di Cosenza la fila di autoambulanze presso il nostro nosocomio. Quello è vergognoso e non si può più sostenere. Ci preme sottolineare, faremo un'interpellanza parlamentare insieme all'avvocato Spadafora, al collega consigliere, al Ministro, per capire se lui è a conoscenza che questo campo che è inaugurato purtroppo oggi fa solo vaccini e non riceve i malati Covid per come dovrebbe essere. Questione i vaccini, la Calabria fa notizia per la categoria altro, troppi i vaccinati che non avrebbero avuto diritto. Il dato inquietante è che mentre la percentuale della categoria altro in tutto il paese si ferma al 18%, in Calabria arriva al 30%.
Quindi è evidente che in quella forbice che va dal 18 al 30, che è un 12% che si sono infilati tutti i furbetti, proprio una categoria a parte. E stiamo parlando, se voi andate a fare il calcolo, 12% su 320.000, di quasi 40.000 dosi. Quindi ci sono 40.000 persone che hanno ottenuto questo vaccino e non dovevano ottenerlo. E della categoria altro torneremo ad occuparci nel corso del TG. Più avanti abbiamo un altro servizio in scaletta, però al momento ci spostiamo a Rossano, all'ospedale, al Giannettasio, perché anche lì la situazione è molto difficile. Vediamo. Siamo in compagnia sia del direttore Straface e sia della dottoressa Osso, che sta per prendere servizio. Infatti vorrei fare 2 battute prima con la dottoressa, così la lasciamo poi libera al suo impegno lavorativo. Allora, dottoressa, qual è la situazione dalla roadmap che le è stata consegnata oggi? Che cosa troverà all'interno prima di entrare? Buongiorno, troverò 9 pazienti, tutti pazienti che desaturano, che hanno bisogno di ossigeno. Principalmente hanno polmonite Covid, una polmonite interstiziale che spesso compromette anche il 50% del polmone. Alcuni pazienti hanno bisogno poi di una terapia subintensiva, in quanto necessitano di una ventilazione più specifica con una maschera che si chiama CPAP. Quella più tollerabile dal paziente è il casco, quindi noi utilizziamo questo che è molto più tollerato dal paziente. Alcuni pazienti ecco, in diretta, direttore, arriva un'altra ambulanza, quindi noi nel frattempo facciamo spazio. Ecco, sono tutti naturalmente allertati. Prego, dottoressa. Dicevo, alcuni pazienti reagiscono bene a questo tipo di ventilazione, altri purtroppo precipitano, hanno bisogno di essere intubati e quindi li dobbiamo poi trasferire. Quindi si complica la situazione. Noi facciamo tutto il possibile, siamo dei medici, degli infermieri e degli ausiliari che veramente ci mettiamo il cuore a lavorare, a fare del nostro meglio. Grazie. Ma avete quindi gli strumenti necessari per andare avanti? Allora, ci arrangiamo, però qualcosa ce l'abbiamo, altre cose mancano, perché naturalmente siamo in una situazione di emergenza, non abbiamo tutto quello che veramente ci necessita, però ce li facciamo bastare. Okay, buon lavoro dottoressa, lasciamo intanto la dottoressa rientrare, siamo con il primario. I numeri sono da un paio di giorni abbastanza allarmanti per una provincia. Ci troviamo con una provincia rossa di fatto per quanto riguarda la saturazione dei posti di intensiva, semi-intensiva e posti ordinari. Stamattina è stata fatta una riunione col commissario al fine di aumentare ancora e vedere quella che è la possibilità di aumentare i posti Covid nell'ASP di Cosenza. Ci sono 37 pazienti nel pronto soccorso di Cosenza che cerchiamo di dare finalmente un letto, un reparto adeguato a quelle che sono le loro esigenze. Non abbiamo oggi mi dicevano che da Cetrale c'è possibilità di ricoverarne 6, avremo la possibilità di aumentare di 12 oggi entro stasera a Rossano, stiamo facendo tutto in piena emergenza pur di evitare che si possano vedere quello spettacolo indecoroso di ambulanze che aspettano con pazienti dentro che hanno bisogno di assistenza di un ricovero in ospedale. Purtroppo i dati dell'epidemia non sono confortanti, ci stiamo attrezzando per quelle che sono le nostre possibilità. E i numeri, tutto ruota attorno ai numeri, lo avete sentito anche il primario del pronto soccorso dell'ospedale Giannettasio di Rossano. Sui numeri anche il presidente della provincia di Cosenza, Iacucci, dice vogliamo capire bene quali sono i numeri, e nel pomeriggio c'è stato un vertice proprio in provincia, c'erano i sindaci, i rappresentanti della prefettura, i vertici dell'azienda sanitaria provinciale e i vertici dell'azienda ospedaliera. Vediamo. Il vertice nel pomeriggio in provincia a Cosenza, nel Salone degli Stemmi. A confronto a porte chiuse, ci sono i dirigenti dell'ASP, i rappresentanti della prefettura, i sindaci, il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, la dottoressa Mastrobuono, la quale ha fatto sapere che abbiamo superato il numero di posti letto Covid che avevamo durante la prima ondata. I sanitari concordano sul fatto che si vedrà la luce in fondo al tunnel quando sarà vaccinato il 50% della popolazione. Oggi però la situazione resta particolarmente critica e la provincia Abruzia, anche su questo c'è unanimità, sarebbe da zona rossa. Noi abbiamo delle perplessità in riferimento ad aver portato la Calabria da zona rossa a zona arancione, perché vediamo, osserviamo, non avendo la possibilità di partecipare
a riunioni dove si discutono queste cose, ecco, perché io una delle cose che dico continuamente è quello che in Calabria abbiamo bisogno di un luogo dove si discute fra istituzioni, con la protezione civile, per affrontarlo nel migliore dei modi e con più organicità. Vediamo continuamente il fatto che arranchiamo nell'organizzazione delle vaccinazioni e nelle risposte che diamo quotidianamente ai cittadini. Perché io lo voglio sottolineare, guardate, nel dramma della pandemia che sta aumentando il dramma, c'è il dramma della sanità più complessiva, che è quella che non si curano più i pazienti nella nostra terra. Quindi non diamo risposte efficaci in riferimento alla pandemia negli ospedali, con i posti letto necessari, con le terapie intensive necessarie, e nello stesso tempo non diamo le risposte a chi è ammalato, perché la pandemia non ha fermato le altre malattie, insomma, e quindi c'è questo dramma. Noi abbiamo sollecitato questa riunione con tutti i soggetti che sono protagonisti, diciamo, sul campo di questo, proprio per discutere e capire meglio qual è la situazione, perché noi i dati non li abbiamo, noi osserviamo quello che succede sui nostri territori e c'è un allarme da parte di tutti i sindaci. Come non vogliamo che ogni sindaco dia la sua risposta, io credo che c'è bisogno di una risposta concertata, di una risposta che è organica su tutto il territorio della provincia in un modo omogeneo. Il bollettino di oggi: sono stati effettuati pochi tamponi, i nuovi positivi sono 226, 3 i decessi, vediamo. In Calabria nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.470 tamponi, 226 nuovi contagi, in particolare Cosenza 118, Catanzaro 15, Crotone 0, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 93. Il totale dei ricoveri in regione è di 471, terapia intensiva 40, 3 i decessi. La categoria altro comprende, lo dicevamo, non soltanto i soggetti fragili. Nelle 25 sottocategorie ce ne sono alcune che destano tante perplessità. Alcuni soggetti sono inseriti ad esempio senza alcuna indicazione di priorità, altri con definizioni abbastanza fantasiose, come ad esempio i residenti in aree a maggior rischio. D'ora in poi, assicura il direttore sanitario Rizzo, non si commetteranno più errori. Vediamo. Se sono furbetti, lo stabiliranno le indagini in corso, ma tra le 25 categorie inserite sotto la voce altro in provincia di Cosenza ne sono comprese alcune che generano non poche perplessità, non solo a noi, anche al direttore sanitario dell'ASP Martino Rizzo. Effettivamente ce ne sono alcuni che ci lasciano seri dubbi. Per esempio il personale civile, non si capisce quale sia, di che tipologia di personale parliamo. Per esempio i donatori di sangue, che comunque sono soggetti sani e quindi ovviamente non dovrebbero essere in questa fase inseriti in piattaforma. Ma anche c'è una categoria particolare dove dice nessuna indicazione, quindi un soggetto che non dovrebbe avere indicazioni per ricevere il vaccino a questo punto, non dovrebbe essere in una categoria da vaccinare. Non solo, nell'elenco stilato ci sono altre voci, diciamo così, particolari. Chi sono e dove vivono i 26 soggetti definiti residenti in aree a maggior rischio che hanno ricevuto il vaccino prima di fragili e ottantenni e che attività a rischio svolgono i 1600 soggetti vaccinati se forze dell'ordine, sanitari, vigili del fuoco sono conteggiati a parte? Sono numerose, però consideriamo che c'è una categoria negli altri che è quella delle persone vulnerabili, che è la più numerosa ovviamente. Però parliamo di 25 categorie di soggetti che fanno parte della voce altri. Non sarà difficile risalire l'identità di queste persone per approfondire. È possibile perché per ogni vaccino che viene somministrato abbiamo tutte le indicazioni previste. La persona, il motivo per cui è stato vaccinato, chi l'ha vaccinato, quando è stato vaccinato, con che tipo di vaccino. Quindi questo è possibile sempre. E una volta individuati, gli sarà inoculata la seconda dose? Saranno sanzionati? Se ci sono stati errori, d'ora in poi si continuerà a sbagliare?
Se sono stati fatti degli errori non li dobbiamo assolutamente ripetere, quindi la cosa essenziale è non proseguire in questa maniera come è stato fatto finora. Per fortuna c'è stata l'ordinanza del commissario Figliuolo che ha modificato il calendario vaccinale e che ha stabilito effettivamente delle priorità. Le priorità sono gli ultraottantenni, i soggetti estremamente vulnerabili e gli ultrasettantenni in questo momento. Per cui si va nel criterio dell'età o della patologia particolarmente grave. Tutti gli altri devono avere pazienza e devono aspettare. Riceviamo quotidianamente segnalazioni relative alla difficoltà per accedere alla piattaforma per prenotare i vaccini, confusione inoltre sulle vaccinazioni per i familiari che assistono persone disabili. Vediamo. Continuano le difficoltà per accedere alla piattaforma di Poste Italiane per prenotare il vaccino anti-Covid. Queste sono solo alcune delle segnalazioni che riceviamo quotidianamente. Tempi lunghi per ottenere un appuntamento per le persone fragili oppure con gravi disabilità e non solo, spesso si viene prenotati in centri vaccinali che distano centinaia di chilometri. C'è poi il problema di chi assiste le persone con disabilità, familiari e caregiver. C'è la direttiva del commissario Figliuolo e nei prossimi giorni anche in Calabria sarà disponibile la piattaforma informatica messa a punto dalla Protezione Civile con la quale raccogliere le istanze dei soggetti che forniscono assistenza ad un soggetto non autosufficiente con problematiche dovute a disabilità o invalidità. Ma c'è ancora tanta confusione. Ecco una delle tante testimonianze che abbiamo ricevuto. La mia domanda è diretta ad avere chiarimenti sulle modalità di prenotazione del vaccino da parte degli accompagnatori delle persone disabili. Mi risulta che nonostante i chiarimenti inviati dal Ministero in data 10 marzo per l'effettuazione di tali vaccini, ancora ad oggi la Regione Calabria non ha predisposto né sulla piattaforma né in altro modo la prenotazione per queste persone. Torniamo ad occuparci della vertenza dell'Adis. Siamo a Cosenza, lo spettro del licenziamento sulla maggioranza dei lavoratori ad oggi senza sostegno al reddito. Vediamo. Non è bastato protestare giorno e notte all'addiaccio per salvare il posto di lavoro. I dipendenti dell'Adis, madri e padri di famiglia, 34 lavoratori in tutto, dopo 22 anni di servizio si sono ritrovati con un pugno di mosche in mano. Solo 12 continueranno le attività, gli altri resteranno sospesi. Al momento, denunciano alla nostra redazione, per loro non è previsto nessun sostegno. L'INPS non eroga il fondo di integrazione salariale e ci dicono è dura andare avanti. Da Palazzo dei Bruzzi non ci sono novità, la prospettiva dunque è il licenziamento a giugno, cominciato un triste conto alla rovescia. Chiedono che questa vertenza non venga dimenticata ma risolta. Non sono più giovani e per tanti anni hanno svolto servizi essenziali di assistenza alle persone più fragili. Oggi per loro il futuro è sempre più incerto. Cambiamo decisamente argomento. Il calcio di Serie B, vince la Reggina che guarda con più fiducia ai play-off. Il Cosenza invece incappa nella seconda sconfitta consecutiva, questa volta in trasferta a Venezia, e la classifica inizia a farsi preoccupante. Vediamo. Si commenta assolutamente chiedendo scusa soprattutto ai tifosi che a noi chiedono altro, chiedono di impegnarsi, di sudare la maglia. Questa squadra oggi non ha dimostrato questo e quindi me ne assumo le responsabilità. Bisogna cambiare rotta subito da questa sera per affrontare 5 finali con il coltello tra i denti. Chiede scusa il tecnico Chiuzzi nel post gara del Penzo con il Venezia. Una gara brutta, i lupi hanno retto fino al 43esimo quando Ceccaroni di testa ha sbloccato il risultato per i lagunari. Nella ripresa l'11 di Zanetti ha superato gli ospiti rischiando poco e concretizzando con cinismo le occasioni create. Nella ripresa le 2 reti dei padroni di casa che hanno spento definitivamente le speranze di riacciuffare almeno il pari per i calabresi
che trovano il secondo stop di fila e vengono scavalcati in classifica anche dall'Ascoli. E 3-0 termina anche la sfida del Granillo tra Reggina e Vicenza. Sblocca l'inerzia del match l'autorete di Valentini in apertura e poi Edera e Denis blindano il risultato. Nicolas nel finale neutralizza il tiro dagli 11 metri calciato da Giacomelli. La squadra di Baroni ora guarda con fiducia verso la zona play-off. A questo punto nel nostro TG ci sono le notizie dalla borsa. Seduta prudente per le borse europee, mentre rifiata Wall Street dopo 3 settimane consecutive in rialzo. Il focus dei mercati resta concentrato prevalentemente sulla ripresa dell'economia e sulle vaccinazioni, con alcuni paesi che cominciano ad allentare le restrizioni. Da oggi il Regno Unito ha riaperto pub, negozi e palestre, mentre in Italia diverse regioni sono tornate in zona arancione. Negli USA Powell ha sottolineato come il maggior rischio per l'economia resti legato ad un'eventuale recrudescenza della pandemia, mentre ha garantito che l'aumento dei prezzi innescato dalla ripresa sarà temporaneo e la banca centrale non alzerà i tassi. Focus anche sulla stagione di trimestrali a stelle e strisce che si aprirà con i conti delle grandi banche statunitensi, tra cui JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley e Goldman Sachs. A Milano il FTSE MIB termina sostanzialmente invariato a più 0,1%. Poco mossi anche il DAX di Francoforte e il CAC 40 di Parigi a meno 0,1%. In lieve ribasso l'Ibex 35 di Madrid a meno 0,3%. Il FTSE 100 di Londra a meno 0,4%. A New York proseguono sottotono il Dow Jones e l'S&P 500 a meno 0,1% e il Nasdaq a meno 0,6%. Sul Forex l'euro-dollaro resta in area 1,191, mentre il cambio tra biglietto verde e yen scivola a 109,4. In rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,0% a $63,5 e il WTI a più 1,22% a $60,0 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund resta in area 103 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,73%, mentre il governo lavora al documento di economia e finanza e alla nuova richiesta di scostamento di bilancio attesa nei prossimi giorni. Tornando a Piazza Affari, vola di Asorin a più 9,6% dopo l'accordo per l'acquisizione di Luminex per $37 per azione, pari ad un equity value di 1,8 miliardi di dollari. In evidenza anche Azimut a più 2,7%, su cui Goldman Sachs ha alzato il target price a €23,80. In rosso invece STM a meno 2,3% e Buzzi Unicem a meno 1,2%. Grazie e buon proseguimento di serata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'ingresso dal Rodano di aria più fredda di origine artico-marittima favorirà la formazione di un'area di bassa pressione sul Golfo Ligure che causerà una nuova fase di maltempo dapprima sul nord Italia, successivamente sul centro dello stivale. Sulla Calabria invece gli effetti del peggioramento saranno leggeri e si avvertiranno nella giornata di martedì, dove si prevede una giornata variabile o a tratti debolmente instabile. Nella giornata di martedì inizierà anche un veloce calo delle temperature che ritorneranno al di sotto delle medie stagionali, in alcuni casi per qualche giorno. Domani cielo irregolarmente nuvoloso sui versanti tirrenici e interni, con possibili piogge in particolare sul Cosentino, altrove da poco a parzialmente nuvoloso senza fenomeni di rilievo, temperature in deciso calo. Domani mosso il Mar Tirreno con moto ondoso in aumento nel corso del tardo pomeriggio-sera con venti di direzione occidentale, mosso il Mar Ionio con venti di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.